Terza corsa dal Savio, soltanto femmine di 3 anni. Fashion Air, Fiaccola di Risaia, Fanny Wise L, Fatima Daghi, Fenech Dipa, France Mail e in seconda linea Fabulous Lady TC. Favori per Fanny Wise L, Enrico Bellei, numero 3, macchina che stacca con la velocità iniziale di Fashion Air che cerca di respingere Fanny Wise. Fanny Wise rimane al largo per l'inserimento di Fiaccola, poi insiste nuovamente all'attacco Fanny Wise e a questo punto passa dopo 250 metri di gara, mentre all'esterno è rimasta Fenech Dipa. Le tre più attese praticamente con la favorita in testa, Fanny Wise L che completa il quarto in 34, in seconda posizione c'è Fashion Air, all'esterno si impegna Fenech Dipa, più indietro è invece Fiaccola di Risaia che viene raggiunta da Fabulous Lady TC. 600 in 46,4 con la lieve di Enrico Bellei che conduce davanti alle tribune Fanny Wise L nei confronti di Fashion Air, all'esterno fin dalle prime battute Fenech Dipa, poi al largo anche Fabulous Lady TC. Il mezzo miglio iniziale se ne va in 1 minuto e 8 decimi, percorsi esterni c'è anche Fatima Daghi, cavalli che affrontano la penultima piegata, sempre condotti da Fanny Wise L che ha in schiena Fashion Air e all'esterno Fenech Dipa. Il chilometro scorre via in 1:16,4. All'esterno Fabulous Lady TC accenna per un attimo alla terza ruota, ci prova ai 500 finali. Intanto Fanny Wise arriva al paletto dei 400 metri con un parziale in 14,8. Lo scatto di Fabulous Lady TC che viene via con decisione sulla curva finale, intanto accelera ancora la battistrada e cala a questo punto Fenech Dipa, prova a seguire invece Fashion Air lungo la corda ma ha concesso già un paio di lunghezze a Fanny Wise L che in arrivo si distacca con facilità per venire a concludere, mentre reagisce bene Fashion Air all'attacco di Fabulous Lady e conquista il secondo posto sulla stessa. Finisce bene anche al quarto Fiaccola di Risaia che avvicina sensibilmente Fabulous Lady TC senza tuttavia batterla. 1:15,9 con 29,8 per il quarto conclusivo e quindi Fanny Wise L da favorita, Enrico Bellei in sediolo per conto di Afrim Smidra dei signori Russo che gli ha per prima il traguardo. Netto il ruolo di favorita per Fanny Wise che in 250 metri risolve praticamente la pratica, sfila in testa e controlla fino sul traguardo.